28 marzo 1941. Con uno scontro nelle acque dell'isola greca di Gaudo comincia la battaglia navale tra la Regia Marina italiana e la Mediterranean Fleet britannica. Questo episodio, prologo alla battaglia di Capo Matapan, fa parte di un'operazione militare organizzata da Supermarina, il comando superiore della Regia Marina italiana, che decide di voler colpire il traffico dei convogli inglesi tra Alessandria d'Egitto e i porti della Grecia. Per la missione vengono impiegate la nave da battaglia Vittorio Veneto, agli ordini dell'ammiraglio Angelo Iachino, 2 divisioni di incrociatori pesanti e una di incrociatori leggeri, oltre ai cacciatorpediniere di scorta. Nonostante le perplessità dell'ammiraglio Iachino circa le garanzie di una copertura aerea assicurata dagli aerei della 10ª Cat della Luftwaffe di stanza in Sicilia e l'eventualità di non essere scoperti dai ricognitori inglesi, la squadra navale italiana prende il mare la sera del 26 marzo. Il mattino del 27 gli aerei tedeschi, a causa della nebbia, non riescono a scortare le navi. Così la fondamentale copertura aerea viene meno. Inoltre, un ricognitore inglese avvista le navi italiane e anche l'effetto sorpresa fallisce. Da Alessandria d'Egitto, il comandante in capo britannico Cunningham predispone la contromossa, una massiccia operazione con la partecipazione delle sue 3 corazzate, diversi incrociatori, 12 cacciatorpediniere e una portaerei. Cunningham, inoltre, ordina all'ammiraglio Pridham Whipple di salpare dal Pireo, in Grecia, con i suoi 4 incrociatori e 4 cacciatorpediniere e di trovarsi a sud-est dell'isola di Gaudo, dove sarebbe stato raggiunto dal resto della flotta inglese salpata da Alessandria. La mattina del 28 marzo anche la flotta italiana giunge nelle acque di Gaudo. Alle 8 le navi britanniche di Pridham Whipple, individuate dagli idrovolanti da ricognizione italiani, vengono attaccate prima dal fuoco degli incrociatori dell'ammiraglio Sansonetti e poi dalla Vittorio Veneto, senza però che le navi italiane riescano a mettere a segno un solo colpo. Fallito l'attacco, senza copertura aerea e a corto di carburante, le navi della Regia Marina invertono la rotta per far ritorno in Italia. Nel frattempo, dalla portaerei Formidable, che sta giungendo da Alessandria insieme al resto della Mediterranean Fleet, decollano alcuni aerosiluranti che a più riprese attaccano la squadra italiana. Il Vittorio Veneto viene colpito di striscio, mentre l'incrociatore pesante Pola viene gravemente danneggiato, rimanendo immobile e alla deriva al largo delle acque di Capo Matapan. Ormai è notte. Gli incrociatori Zara e Fiume della divisione dell'ammiraglio Carlo Cattaneo, insieme a 4 cacciatorpediniere, invertono la rotta per andare a soccorrere il Pola. Ignorano il sopraggiungere delle corazzate di Cunningham e di essere stati localizzati, grazie al radar della Valiant. Colte totalmente di sorpresa, le navi italiane vengono improvvisamente illuminate a giorno dai riflettori e colpite a distanza ravvicinata dal fuoco delle corazzate di Cunningham. È una mattanza. Lo Zara e il Fiume vengono ridotti a relitti in fiamme e affondano, così come i cacciatorpedinieri Alfieri e Carducci. Muoiono 2331 marinai italiani, tra cui l'ammiraglio Carlo Cattaneo, che si inabissa con la sua nave. Dopo averlo fatto evacuare, gli inglesi affondano anche il Pola. I marinai italiani, che non riescono a essere salvati dagli inglesi, rimangono in balia del mare per altri 3 giorni, prima di essere soccorsi dalla nave ospedale Gradisca. Di migliaia di naufraghi si salvano solamente 147 marinai e 13 ufficiali. La battaglia di Capo Matapan è uno dei più gravi disastri della Regia Marina italiana. Il fallimentare modello di comando, che prevede il totale controllo tattico e strategico di Supermarina, anziché la piena libertà d'azione dell'ammiraglio in mare, viene messo definitivamente a nudo, così come la scarsa precisione delle salve sparate dai cannoni delle navi italiane e l'impreparazione per i combattimenti notturni. Il 10 agosto del 1952, 11 anni dopo la battaglia di Capo Matapan,
Su una spiaggia di Villa Simius in Sardegna viene ritrovata una bottiglia sigillata, con all'interno un pezzo di tela strappato dalla copertura di una mitragliera, su cui c'è scritto «Regia Nave Fiume. Prego, signori, datemi notizia alla mia cara mamma mentre io muoio per la patria. Marinaio Chirico Francesco da Futani, via Eremiti 1, Salerno. Grazie, signori. Italia».